Ritornavano da una gita a Venezia, a bordo di un autobus di linea noleggiato per l'occasione, che li avrebbe riportati nel camping di Marghera dove erano alloggiati. Il bus ha imboccato il cavalcavia che passa sopra il fascio di binari fra Porto Marghera e la stazione di Mestre, quando da un'altezza di circa 10 metri, anziché svoltare verso sinistra, ha sfondato il guardrail ed è precipitato nel vuoto in fiamme, senza lasciare scampo ai passeggeri, oltre una trentina, che si trovavano a bordo. Il tragico bilancio, forse destinato a salire, parla di 21 morti, 4 dei quali bambini, molti di nazionalità ucraina, ma ci sarebbero almeno 2 tedeschi e francesi e croati tra gli altri, e 18 feriti trasportati d'urgenza all'ospedale dell'Angelo di Mestre e in quelli di Treviso, Padova, Mirano e Dolo. Fra le vittime anche il conducente del mezzo, Alberto Rizzotto, un quarantenne di Tezze sul Piave in provincia di Treviso. Non si esclude possa aver accusato un malore che gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo. La tragedia si è consumata ieri sera, poco prima delle 20, lungo via Libertà, l'arteria che collega il centro storico di Venezia a Marghera, Mestre e alle autostrade. Una strada trafficata a tutte le ore del giorno che i conducenti dei mezzi del trasporto pubblico conoscono a memoria. Una circostanza questa che rende ancora più inspiegabile l'incidente. Dopo aver imboccato la rampa del cavalcavia, l'autobus della Linea, una ditta privata che gestisce alcune tratte in subappalto da AVM, la società che gestisce il trasporto pubblico a Venezia, è precipitato dal cavalcavia. Il mezzo, un bus elettrico di recente fabbricazione che svolgeva il servizio navetta fra Venezia e il camping, secondo alcuni autisti avrebbe preso fuoco prima di precipitare nel vuoto, circostanza però che è stata smentita da un testimone ritenuto attendibile, un poliziotto che viaggiava a poca distanza dal pullman e lo ha visto sbandare all'improvviso e finire sull'asfalto. Una scena apocalittica, ha commentato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, intervenuto sul posto pochi minuti dopo l'accaduto. L'incidente è avvenuto sotto gli occhi di 2 operai della Fincantieri, un nigeriano e un gambiano, alloggiati nei pressi dei cantieri navali di Marghera, che sono stati i primi a intervenire. Sono entrati a bordo dell'abitacolo in fiamme e sono riusciti a estrarre con la forza delle loro braccia una donna con la sua bambina, che successivamente sono state ricoverate in ospedale. Fra i testimoni anche un automobilista sotto shock che ha visto cadere l'autobus davanti a sé e da quel momento non è più stato in grado di parlare. La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente sul posto, sono giunte decine di ambulanze, almeno 60 vigili del fuoco da Mestre e Padova. Nel giro di pochi minuti i corpi senza vita, uno dopo l'altro, sono stati estratti dalla carcassa e allineati a fianco dell'autobus. Il tutto mentre attorno al luogo della tragedia veniva bloccato sia il traffico che la circolazione dei treni fra Mestre e Venezia. Solo dopo un'ora è stato possibile estrarre dall'abitacolo il corpo senza vita del conducente. Nel frattempo il personale sanitario degli ospedali è stato mobilitato per prestare le prime cure ai sopravvissuti, alcune dei quali in gravi condizioni. Il sindaco Brugnaro, con il direttore generale del gruppo AVM Giovanni Seno, il comandante della polizia locale Marco Agostini, mentre era sul posto è stato contattato dalla premier Giorgia Meloni, che ha espresso il proprio dolore per le vittime. Decine i messaggi di cordoglio giunti dalle principali istituzioni italiane e straniere. Sul luogo della tragedia in serata è arrivato anche il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, che si è soffermato in preghiera davanti ai resti dell'autobus. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto. Oggi è mercoledì 4 ottobre 2023, la notizia del giorno è la strage del bus, o la strage di Marghera, o anche la strage dal cavalcavia e la strage di turisti, così in questi diversi modi viene definita oggi sui quotidiani locali. Abbiamo letto l'articolo di Davide Tamiello e Alberto Francesconi sulle pagine del Gazzettino di oggi. Bus cade dal viadotto, rogo dopo l'impatto, a Mestre 21 vittime. Turisti stranieri tornavano da una gita a Venezia, 4 bambini tra i deceduti. Il mezzo ha sfondato il guardrail ed è precipitato sulla strada sottostante.
Bilancio ancora provvisorio, ci sono anche 18 feriti, forse un malore dell'autista dietro la tragedia accaduta ieri poco prima delle 20 lungo via Libertà, l'arteria che collega il centro storico alla terraferma. Erano diretti verso un camping di Marghera che li ospitava. Il sindaco Brugnaro scrive su Twitter e parla di una scena apocalittica. Soltanto dopo un'ora è estratto il corpo del conducente, mobilitato il personale di diversi ospedali. Vediamo la notizia anche sulla Nuova Venezia di oggi. Strage dal cavalcavia, questo il titolo in prima pagina. Immane tragedia a Mestre, bus pieno di turisti vola da 10 metri alla Vempa, 21 morti e 18 feriti. Forse un malore dell'autista, poi la sbandata e il tragico volo. Queste le prime ipotesi delle cause dell'incidente. Alberto Rizzotto, autista trevigiano, aveva 40 anni, lavorava per la ditta veneziana Martini Bus, forse appunto, ma soltanto forse, è stato colto da un malore. C'è il racconto dei soccorritori che dicono l'incendio è scoppiato subito dopo l'impatto, queste le testimonianze. E poi ancora dagli ospedali un silenzio spettrale nel pronto soccorso dell'Angelo in attesa dei feriti, alcuni portati anche a Treviso e Padova. Il sindaco Brugnaro, come abbiamo visto, parla di immane tragedia e proclama il lutto cittadino. Il patriarca di Venezia Moraglia prega davanti alle vittime. Questa è la prima pagina della Nuova Venezia di oggi. Vediamo nelle pagine interne la tragedia di Mestre, strage di turisti, un autobus del campeggio Hu di Marghera precipita dal cavalcavia Vempa, volo di 10 metri, almeno 21 i morti accertati, deceduto l'autista Alberto Rizzotto, 40 anni, trevigiano di Tezze di Piave, Vazzola tra le vittime, 2 bambini, 18 i feriti. Il presidente della Repubblica Mattarella chiama il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. L'allarme è scattato alle 19:51 con la chiamata di un automobilista che ha visto il bus sbandare e poi cadere. Tra le vittime 5 sono di nazionalità ucraina, 1 tedesco, molti stranieri. Nell'impatto il mezzo ha divelto il guardrail schiantandosi vicino alla ferrovia. E poi ci sono i racconti dei testimoni, l'incendio è scoppiato dopo il volo, l'ipotesi del malore dell'autista, testimoni hanno visto l'autobus sbandare e centrare il guardrail, poi il mezzo è diventato una prigione di fiamme. I 2 soccorritori, gli operai della Fincantieri, raccontano di come hanno tirato fuori una mamma e la bimba, non so se era viva, dicono, alla Nuova Venezia. C'è il ritratto poi dell'autista Alberto, 40 anni, una guida prudente, trevigiano di Tezze di Piave. Come abbiamo visto, Rizzotto viene descritto come un professionista scrupoloso ed equilibrato. Il guidatore del mezzo, lo ricordiamo, è deceduto, stava lavorando per l'impresa di trasporti Martini di Mestre. E poi la foto del guardrail, il guardrail come era prima dell'impatto. Condizioni pessime proprio in quel punto, il guardrail visto di giorno e la foto pubblicata dalla Nuova Venezia in effetti non lascia dubbi, un guardrail arrugginito in pessime condizioni. C'è anche questo elemento quindi da considerare. Attivato il piano per le grandi emergenze nella serata di ieri, all'Angelo i primari degli altri ospedali, silenzio irreale in sala d'attesa, allestita una postazione per i parenti delle vittime e dei feriti, chiamati 2 interpreti, mobilitato anche il Cafoncello, l'ospedale di Treviso, soccorsi lì altri 5 feriti. I vigili del fuoco hanno presidiato per tutta la notte il luogo della tragedia. C'è la notizia di una bimba di 4 anni senza i genitori portata ai Grandi Ustionati di Padova, l'azienda ospedaliera di Padova, ricoverata anche una donna di 50 anni. Il comandante dei vigili urbani di Venezia, Marco Agostini, tra i primi sul luogo dell'incidente, spiega si trattava di un servizio non di linea ma una specie di noleggio che portava da Piazzale Roma al camping ex Jolly. Un bus elettrico, sull'asfalto ci sono segni di frenata, ha aggiunto il comandante. Lutto cittadino dichiarato dal comune. Mattarella chiama al telefono il sindaco Brugnaro
che è sul luogo dell'incidente. Un'immane tragedia ha colpito la nostra comunità, scriverà Brugnaro su Twitter, una scena apocalittica, la vicinanza della premier Giorgia Meloni, dei ministri alle autorità cittadine, cordoglio dell'Unione Europea con la Presidente della Commissione von der Leyen e infine la Nuova Venezia ricorda il precedente incidenti con vaporetti e bus 6 anni fa, 18 morti in A4. Il precedente più grave è quello di un mezzo finito in una scarpata ad Avellino con 40 vittime, destò grande impressione nel 1984 la tragedia di Macerata che costò la vita a 7 studenti. Insomma, una serie di precedenti che vengono ricordati. Concludiamo con l'immagine del patriarca Moraglia sgomento che prega davanti alla fila di corpi coperti. Chiedo a tutti i veneziani un pensiero per le vittime e per le loro famiglie. Livido in volto si è sentito con prefetto e sindaco. Il patriarca di Venezia, accompagnato dal sindaco, ha pregato in silenzio senza rilasciare commenti. Tutti i media internazionali hanno dato risalto all'incidente e infatti i messaggi di cordoglio arrivano da tutto il mondo. Europa e Italia si stringono a Mestre, siamo vicini al vostro dolore. E a questi messaggi di cordoglio naturalmente si aggiunge quello di Sveglia Veneto. Di fronte a questa tragedia non ci sono davvero altre parole e questa resta l'unica notizia di oggi. Si conclude qui la nostra rassegna stampa quotidiana. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e a tutti voi una buona giornata.